L'impegno personale dovrebbe essere quello di ricordare uno per uno tutti coloro che sono stati deportati e poi massacrati nei campi, perché il pericolo è quello di fare una cerimonia che sia generica e per forza di cose si finisce per dimenticare, mentre invece ogni persona ha un nome. Il solo modo perché la memoria sia davvero tale e non si trasformi in vuota retorica è ricordare ogni singola persona che ha perso la vita nell'orrore della Shoah. Da questa riflessione prende le mosse la proposta lanciata dal rabbino capo Shalom Babut durante la tradizionale cerimonia per il giorno della memoria nel ghetto di Venezia, alla presenza del governatore Luca Zaia e dei rappresentanti del Consiglio regionale e del Comune. Ognuno dovrebbe adottare uno dei deportati, farlo proprio in un certo senso, trasmettere questo ai propri figli, ai figli dei figli, perché la tendenza a dimenticare è sempre molto forte. Un'idea illuminante, la definisce il presidente Zaia, dopo la deposizione della corona davanti al monumento che riporta i nomi degli ebrei veneziani deportati nei campi di sterminio nazisti. La giornata della memoria, sostiene, deve quindi diventare anche la giornata dell'adozione. Mi fa piacere oggi essere qui a portare la vicinanza, la testimonianza del popolo veneto, la vicinanza alla comunità ebraica e essere qui anche oggi alla presenza della scuola e di parlare di quello che è il vero problema oggi reale, non solo quello del non ricordo, ma anche il problema del negazionismo, ovvero di chi cerca di dare informazioni sbagliate, soprattutto nella rete, e ai giovani facendo credere che i campi di concentramento siano un'invenzione e che la Shoah non ci sia mai stata. מזהירים לנשמות לבבות אלפי ישראל